La crisi economica ha decimato le imprese, ha chiuso fabbriche e negozi lasciando a casa i dipendenti. Una situazione che ormai si trascina da anni e che ha portato la situazione all'esasperazione. Il futuro, dicono gli esperti, è quello di riadattarsi al nuovo mercato, tornando sui banchi di scuola e seguendo dei corsi di formazione. Hanno anche potuto fare corsi di informatica breve, di lingua inglese di primo livello e di sicurezza sul lavoro, di relazioni umane, di comunicazione, quindi lavoratori che con l'occasione della crisi hanno fatto un percorso di formazione. Al centro Cospes Onlus di Mogliano Veneto, che aiuta i cassaintegrati a reinserirsi nel mondo del lavoro, sono arrivati in pochi mesi circa 250 persone, il 60% sono donne. Qui un'equipe specialistica li ascolta e li indirizza, non solo ma il più delle volte è la stessa organizzazione che media con le imprese per riuscire a far inserire qualche lavoratore. D'altronde, qui ci spiega il responsabile, arrivano sempre più persone disperate. Abbiamo trovato gente disperata, angosciata, con grossi problemi anche umani, relazionali, familiari, eccetera, come si può ben immaginare. Uno dei fenomeni che si registra in questo periodo è lo stress di chi ha perso il lavoro. C'è sempre più una tendenza ad non avere delle efficaci risoluzioni di questo malessere indotto dalla crisi, soprattutto a livello veneto. Il lavoratore che si rivolge a queste strutture chiede di essere accompagnato, di essere seguito, di arrivare ad un piano di azione individuale. I settori che continuano ad essere in crisi sono quello manufatturiero e quello dei servizi. Ormai imprese e lavoratori devono capire che siamo giunti ad una svolta, stiamo entrando, hanno detto, in una nuova epoca di mercato e di scommesse per le imprese. E sono soprattutto le aziende a dover fare questo passo.